Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi ci troviamo nuovamente nella nostra piccola Spoon Island, la nostra bella contea ovviamente di Puerto Pollo. Sta diventando una regione abbastanza affollata, come potete ben vedere abbiamo già disponibili due giocatori che sono riusciti ad affiancarci nel nostro grande progetto. Ritroviamo alla nostra sinistra il nostro grande sindaco di Independent City che probabilmente ci ha fatto visita appena adesso con la sua bella decappottabile rossa, ecco che si allontana appunto dalla nostra cittadina. Diamo un'occhiata anche alla Wonderland City, mamma mia, con 21.000 abitanti, siamo riusciti a raggiungere già circa 150.000 abitanti, quindi ce la stiamo cavando abbastanza bene. È stato inaugurato, come dire, l'aeroporto internazionale, la costruzione di questo fantastico appalto è stata, come dire, completata per quanto riguarda il 25%, anzi il 33% dell'opera stessa. Ritroviamo già 1500 tonnellate di leghe che provengono direttamente, anzi sicuramente dalla nostra Independent City, che sicuramente si sarà basata, come dire, sull'estrazione di metalli. Vedremo adesso di contribuire per quanto riguarda la nostra parte con ovviamente la produzione, l'estrazione di innumerevoli barili di petrolio per ovviamente contribuire alla costruzione di questo fantastico aeroporto internazionale. Allora ritroviamo anche dall'altra parte, come dire, un altro insediamento. Diamo un'occhiata, ritroviamo con 13.000 abitanti un altro ragazzone che se la cava abbastanza bene, ovvero Emilio 096, molto bene, probabilmente si sta concentrando sulla produzione di metalli visto che si ritrova nella parte sud del nostro altopiano. Molto bene, prima di concentrarci nell'esplorazione ovviamente delle città dei nostri alleati, vedremo di capire più o meno quello che sta succedendo nella nostra. Wow, date un'occhiata, ben 200.000 dollari probabilmente sono arrivati alla nostra città, sono arrivati direttamente dalle città limitrofe alla nostra. Molto bene, ringraziamo i nostri cari alleati e vediamo di lanciarci immediatamente nella nostra opera di miglioramento. Allora, ecco la polizia di Wonderland City che difende le vie di Spoon Island. Diamo un'occhiata a chi c'è qui intorno. Allora, ecco il sindaco che viene a fare visita con la sua bella limousine. Eccolo qua, passa davanti alla nostra bella stazione dei pompieri. Attento sindaco, che qui troviamo diverse diverse fabbriche molto inquinanti. Date un'occhiata alle loro ciminiere. Molto bene, allora vediamo quello che possiamo fare. Andiamo direttamente nella nostra centrale a petrolio. Molto bene, mi sa che abbiamo completato la massima possibilità di estrazione. Però un bel quartier generale del petrolio potrebbe essere fantastico per iniziare a scoprire i primi miglioramenti. Allora, abbiamo bisogno ovviamente di un'estrazione molto accentuata, ben 9.600 barili al giorno. Possiamo raggiungerli solo ed esclusivamente posizionando un altro pozzo petrolifero. Allora, vediamo di posizionarlo proprio nei pressi di questa fantastica pozza di oro nero, proprio sotto le nostre chiappe. Vediamo un po' se possiamo lanciarlo appunto da questa parte. Dobbiamo cercare di sfruttare tutto lo spazio disponibile. Ottimo. Vediamo un po' se possiamo andare direttamente nella nostra sezione del miglioramento. Abbiamo la possibilità di creare altre stazioni di pompaggio. Benissimo, possiamo posizionarne altre 7. Vediamo di aggiungerne diverse accanto a questa piccola stradina. Molto bene, vediamo adesso di continuare questa piccola strada in maniera, come dire, rettilinea. Vediamo se possiamo sfruttare il tutto al massimo. Abbiamo ancora 187.000 dollari da sfruttare. Benissimo, vediamo di lasciarcene qualcun altro adesso per rifornire la nostra città per quanto riguarda l'energia e la sanità. Molto bene, ancora siamo in surplus per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda l'energia ancora ce la stiamo cavando bene. Perfetto. Allora, ho visto che è importante rinnovare il nostro apparato sanitario, come mi ha fatto notare qualcuno. Visto che ci stiamo incentrando su una produzione di massa per quanto riguarda il petrolio, aumenteranno certamente le malattie e soprattutto la diffusione batterica all'interno di questa zona, visto che le nostre industrie provocheranno una grande quantità di rifiuti tossici. Allora, vediamo quello che possiamo fare. È stato inaugurato, come dire, il progetto per l'ospedale ovviamente regionale. Vedremo adesso di capire che cosa fare, se conviene posizionarlo adesso oppure è opportuno collocarlo più avanti. Allora, innanzitutto io direi di posizionare una piccola scuola elementare per rinnovare le capacità dei nostri cari cittadini. Abbiamo una quantità di persone non iscritte all'apparato educativo, quindi adesso vedremo di risolvere questo problema. Allora, voglio un attimino vedere nei dettagli i nostri lavoratori disponibili. Abbiamo bisogno quindi di lavoratori a medio reddito, come potete ben vedere, quindi cerchiamo di rinnovare qualche zona a basso reddito. Allora, diamo un'occhiata. Perfetto, a quanto pare ci sono queste zone che devono essere rinnovate in maniera concreta. Vediamo se possiamo posizionare la nostra bella scuola da questa parte, la Edward High School. Perfetto, diamo un'occhiata a quello che possiamo fare. Aggiungiamo ben due aule di miglioramento per quanto riguarda i posti vacanti all'interno delle nostre dei nostri apparati istruttivi. Perfetto, cerchiamo adesso di contornare tutte le nostre strade con dei fantastici cartellini ovviamente per la raccolta di studenti. Molto bene, vediamo di aggiungerli in maniera costante in tutte le vie. Vi ricordo che tutti gli studenti che si ritrovano intorno ai 400 metri dal nostro caro cartellino otterranno quindi l'appoggio da parte del pulmino, quindi dobbiamo essere sicuri di aver coperto tutte le strade. Allora, molto bene, visto che la nostra popolazione si sta incentrando sul medio-basso reddito, vedremo adesso di migliorare anche il nostro apparato educativo con qualche bella
della scuola superiore o forse con qualche biblioteca. Molto bene, vediamo un po', ringrazio il nostro caro amico, probabilmente è stato il nostro caro amico di Independence City, molto bene, per i $200.000 che sono stati davvero ben accetti. Vediamo di collocare altre fermate da questa parte, perfetto, vediamo di ricoprire anche la zona a medio reddito che è davvero molto importante. Ho visto diversi commenti che mi consigliavano, ovvero diverse tipologie di energia all'interno della piccola città che sto sviluppando. Ero incentrato, come dire, sulla produzione energetica per quanto riguarda la combustione del carbone. Ovviamente il carbone comporterebbe un'importazione del carbone stesso, limitando ovviamente le nostre finanze, ma probabilmente anche una centrale elettrica a petrolio potrebbe essere un'ottima idea, visto che ne abbiamo tantissimo, potremmo sfruttarlo in queste condizioni, e quindi vedremo adesso più avanti, appena ci sarà la possibilità, di collocare una centrale a petrolio. Mi avevano anche consigliato di posizionare una bella centrale a energia solare, ovviamente occuperebbe un intero quadratino, come potete ben vedere, del nostro apparato residenziale, e limiterei quindi le nostre possibilità di espansione per quanto riguarda i nostri cittadini. Quindi non credo che posizionerò la nostra cara centrale come dire, solare. Vediamo adesso di posizionare altre belle strade per il miglioramento ovviamente del nostro apparato demografico. Vediamo di aggiungere altre zone ovviamente per migliorare la nostra quantità di cittadini. Vediamo di sfruttare soprattutto tutto al massimo. Attenzione, c'è qualche problema, vediamo un po' cosa succede. Mi sa che c'è qualcosa da eliminare qui in mezzo. Ah, dannazione, la nostra piccola fermata del pulmino ci ostruisce la via. Tranquilli ragazzi, subito con le facce con il muso lungo aggiungiamo nuovamente la nostra bella fermata. Ok, perfetto, aggiungiamo ancora qualche altra zona residenziale. C'è un posto vacante qui, che è successo? Vendesi si sono già stancati di vivere nella nostra città, dannazione. Allora, vediamo cosa succede. Perfetto, ci sono dei tubi intasati, maledizione. Vediamo di ridurre immediatamente l'inquinamento del suolo tramite l'utilizzo dell'impianto di depurazione delle acque reflue. Perfetto, vediamo di collocarlo proprio abbastanza lontano dalle nostre possibilità, ovviamente dalla nostra popolazione. Vediamo di condurlo proprio da questa parte. Questa potrebbe essere una zona dedicata interamente a delle infrastrutture. Vediamo di collocarlo proprio qui, perfetto. Vedremo di aumentare ovviamente la capacità delle nostre taniche proprio da questa parte, perfetto, ed eliminiamo immediatamente la nostra zona ovviamente di raccolta delle acque reflue che inquina necessariamente il nostro terreno. Ok, vediamo di ricollocare una bella zona industriale da queste parti. Vediamo se abbiamo la possibilità di farlo. Avanti amico mio, dammi un po' di spazio. Olè, perfetto. Allora, ci sono delle vampate di fuoco senza controllo, opera di un piromane. Dannazione, mi sa che c'è qualche problemino. 5 crimini commessi al giorno. Che sta facendo il nostro Zorro? Vediamo un po'. Mi sa che è meglio aggiungere qualche bel parcheggio delle volanti per limitare le possibilità criminali nella nostra città. Ok, vediamo un po' come sta andando la mappa del crimine. Ci sono delle zone abbastanza infettate da questa dannata criminalità. Bene, allora vediamo di aggiungere qualche altra bella stradina in modo tale da aumentare la nostra popolazione. Perfetto, qui può andare abbastanza bene, il traffico non sarà un problema per adesso. Molto bene, vediamo di limitare anche, anzi di aggiungere un'altra bella via, un altro bel incrocio da questa parte. Vediamo di eliminare questa piccola fermata. Ok, adesso sta andando più che bene. Vediamo di velocizzare la nostra piccola cittadina. Allora, vediamo cosa succede. Oggi chiuso carni e pollami. Mamma mia, Alberto il commercialista. Questo è il nostro grande ragazzone. Vediamo che combina, probabilmente ancora è chiuso. Low cost services, perfetto. Allora, come sta andando l'apparato sanitario? Ovviamente non dobbiamo trascurare questo problema che potrebbe essere una piaga più avanti. Ok, abbiamo $69.000, vediamo come sta andando la nostra esportazione di petrolio. Ah, forse abbiamo la possibilità già di collocare, come dire, il nostro quartier generale. Ancora no, bene, vediamo di continuare di aumentare la nostra produzione di petrolio. Aggiungiamo un altro bel pozzo su questi 190 kl disponibili, perfetto, vediamo di continuare anche da questa parte, molto bene. Investiamo questi altri $30.000 nella maniera migliore possibile. Vediamo di aggiungere anche un bel garage per ovviamente esportare nella maniera più rapida possibile le nostre risorse. Attenzione, vediamo cosa succede. C'è stato un piccolo incendio, hanno probabilmente bruciacchiato Homer Simpson, dannazione, come dire, al piccolo punto di ristoro di Krusty Clown. Mamma mia, attenzione, c'è Homer Simpson completamente bruciacchiato. Cerchiamo di tirarlo fuori ragazzi. Vediamo un po' che stanno combinando. Ercole Trapani, vediamo di salvare questo dannato negozietto. Mamma mia, vediamo un po', ci sono addirittura 2 camioncini, un'auto della polizia e, come dire, anche un bel camion dei traslochi, solo di passaggio. Vediamo se possono salvare anche questi dannati negozi qui intorno. Forza, dateci dentro ragazzi. Mamma mia, guardate che figo. Speriamo che riescano a... Maledizione. Meno male, Homer sono riusciti a salvarlo. Però probabilmente il nostro piccolo edificio di Krusty il Clown dobbiamo distruggerlo e rinnovarlo. Ok, siamo, per quanto riguarda le nostre tasse, in surplus finanziario. Siamo con circa $1.000 in su. Perfetto, il nostro budget è positivo per adesso. Vediamo come sta andando da questa parte, se possiamo aggiungere una piccola stradina per aumentare le nostre possibilità ovviamente
ovviamente di espansione. Vediamo, mi sa che c'è la nostra piccola fermata da queste parti. Ok, adesso va più che bene. Allora, adesso daremo un'occhiata al nostro reddito della popolazione, vediamo cosa succede da questa parte. Mi sa che c'è qualcuno che intende avere qualcosa. Se vogliamo davvero che il sistema dei trasporti della città migliori, dobbiamo investire sulla rete ferroviaria. Che ne dici? Certo, ovviamente anche qualcuno mi ha affermato questa appunto questa richiesta. Dobbiamo sfruttare la nostra rete ferroviaria, probabilmente questa zona verrà convertita in una sorta di zona dedicata alla comunicazione esterna. Vediamo adesso di eliminare questo piccolo negozietto. Ok, vediamo un po' come sta andando. Mi sa che abbiamo la possibilità di collocare il Dipartimento dei Trasporti. Vediamo come sta andando. Mi sa che abbiamo già è stato collocato nelle altre città, molto bene, quindi abbiamo la possibilità di risparmiarci questi soldini. Ok, vediamo cosa succede qui intorno. Voglio vedere più o meno come sta andando la sezione della polizia. Perfetto, riceviamo degli aiuti dal nostro caro Wonderland City. Per quanto riguarda la sanità dobbiamo cavarcela da soli. Invece per quanto riguarda l'energia c'è qualcosa. Vediamo un po', abbiamo ben 25 megawatt disponibili dalle altre città, più o meno 40 megawatt disponibili, quindi va molto ma molto bene. Ok, per adesso chiudiamo come dire il nostro boccaporto di rifornimento per quanto riguarda il petrolio, perché deve essere necessariamente esportato per garantirci un ottimo flusso di denaro. Allora, 47.000 dollaroni possono essere ben spesi. Allora, la nostra seconda clinica da questa parte è un pochino sovraffollata. Vediamo di aggiungere qualche altro bel centro di ricovero. Perfetto, un'altra ala ospedaliera accompagnata da una bella ambulanza. Perfetto, eccoci qui. Allora, vediamo come sta andando. Vediamo se possiamo aumentare le nostre capacità di produzione. Aggiungiamo un'altra bella stradina da questa parte. Vediamo di aggiungere altre case proprio qui intorno. Perfetto, che i cittadini che pagano le tasse contribuiscono anche loro alla loro piccola causa. Perfetto, stiamo guadagnando altri soldini per quanto riguarda il nostro petrolio greggio. Siamo arrivati al massimo qui, perfetto, ben 10 su 10. Adesso vedremo di collocare una nuova centrale proprio da queste parti. Come sta andando con la nostra immondizia, ragazzi? Ve la state cavando abbastanza bene? Perfetto, ancora possiamo accumulare alla grande i nostri rifiuti, non ci sarà ancora la possibilità di collocare il nostro inceneritore. Bene, allora, vediamo un po', mi sa che stiamo avendo una copertura per quanto riguarda i bidoni del riciclaggio. Mi raccomando ragazzi, cercate di essere costanti per quanto riguarda i bidoni del riciclaggio, perché io non concentrerò la mia attenzione su quest'ultima specialità, quindi cercate di mantenere sempre, come dire, i vostri camioncini nella mia città, altrimenti andrò a fallire per quanto riguarda questa sezione del riciclaggio. Allora, 17.000 abitanti, perfetto, stiamo aumentando le nostre capacità. Vediamo se abbiamo ancora bisogno di lavoratori. Allora, abbiamo bisogno, come dire, di lavoratori a medio reddito. Vediamo ancora di convertire qualche altra bella zona. Perfetto, vediamo di convertire direttamente queste zone proprio nelle vicinanze del nostro municipio. Perfetto, vediamo un bel parco da questa parte, accompagnato anche da una bella zona appunto per il ristoro di qualche anatra. Vediamo un po', intanto c'è il nostro caro Hitman qui in qualche casa che si mette a sparare alle anatre, quindi gli mettiamo appunto la zona di caccia accanto a casa. Benissimo. Ok, questa zona sta per essere convertita. Aggiungiamo anche un bel campo da tennis, perfetto, anzi un campo da pallavolo, e anche il nostro campo per Michael Jordan. Mettiamo anche un bel campo da basket. Perfetto. Ok, questa zona sarà dedicata interamente all'intrattenimento dei nostri cittadini. Vediamo di metterlo nella zona migliore. Ok, molto bene. Vediamo come sta andando la sezione delle nostre zone. Abbiamo bisogno, come potete vedere, di abitanti a medio reddito. Perfetto. Allora, voglio capire più o meno come sta andando l'inquinamento nella nostra città. Andiamo direttamente nella sezione adeguata. Ecco la nostra mappa industriale. Allora, abbiamo abbastanza soldi piuttosto che merci, e questo ovviamente è un bene. Però sono interessato a dare un'occhiata all'inquinamento. Vediamo un po' l'inquinamento atmosferico da dove proviene, necessariamente da queste fabbriche. Per adesso le nostre centrali non ottengono una quantità di inquinamento tale da inquinare ovviamente questa zona. Abbiamo dei problemi inerenti all'energia. Allora, finché possiamo procedere con la nostra centrale eolica, io direi di sfruttarla. Ok, aggiungiamo qualche altra bella pala eolica per sfruttare ovviamente questa risorsa, come dire, un po' passiva. Allora, aggiungiamo, come dire, il nostro caro quartier generale del petrolio. Vediamo di aggiungerlo proprio da questa parte. Molto bene, eccolo qui, direttamente pronto a intervenire. Questa zona vediamo di dedicarla interamente ai miglioramenti che sono disponibili. Vediamo di analizzarli perché non li abbiamo mai analizzati. Innanzitutto un bel quartier generale proprio per far capire che qui si estrae petrolio. Ci sono qua proprio i baffi di Rockefeller stampati, eccoli qua, perfetto. Allora, vediamo un po', abbiamo la possibilità di utilizzare, anzi di specializzarci nella divisione di raffinazione. Ovviamente il petrolio non è utile solo allo stato grezzo, puoi anche raffinarlo per produrre carburante o plastica, come appunto vi dicevo in precedenza. Diversificare la produzione di risorse potrà aiutarti a sopravvivere agli alti e bassi del mercato globale. Invece possiamo anche utilizzare la divisione del commercio per sbloccare sia il deposito commerciale, i depositi di petrolio greggio, carburante e plastica nel deposito commerciale. Ovviamente vi è una differenza tra deposito commerciale e magazzino commerciale. Il deposito ci permetterà di sfruttare anche la nostra rete ferroviaria, che credo che condurrò appunto
appunto proprio da questa parte, perché voglio incentrare necessariamente questa zona al commercio, quindi all'attività, come dire, extra residenziale, per ovviamente non dare fastidio ai nostri cari cittadini. Allora, vediamo se qui possiamo aggiungere un'altra bella zona per modificare il nostro terreno, vediamo se possiamo convertire anche questi cittadini dal basso al medio reddito, aggiungiamo qualche altra bella zona di ristoro, vediamo se qui possiamo farcela. Perfetto, diamo un'occhiata, adesso stiamo andando proprio alla grande. Ok, vediamo come sta andando per quanto riguarda la nostra produzione oraria, più o meno quanti barili riusciamo a produrre, vediamo un po', meno di 16, anzi circa 16.000, quindi stiamo andando abbastanza bene. Ok, vediamo un'occhiata alle nostre tasse, ancora al 7%, vediamo di continuare in queste condizioni per favorire quindi l'aumento demografico. Perfetto. Vi dicevo che avrei aggiunto un piccolo aeroporto proprio da questa parte. L'aeroporto è importante perché? Perché l'aeroporto non solo attira turisti, ovviamente per questa città non ci interessa, però ha la possibilità di utilizzare dei terminal proprio per esportare le merci nella maniera più rapida possibile, quindi potrebbe essere anche un'ottima opportunità. Vediamo se ci sono ancora posti vaganti, questa volta posti a basso reddito vaganti, benissimo. Allora, vediamo di capire più o meno quello che possiamo fare. Per quanto riguarda la felicità nella nostra popolazione c'è qualcosa che manca. Allora, continua a morire gente, dannazione, troppi infortuni, ce ne andiamo. Come sta andando, ragazzi? Vediamo un po' cosa succede, ancora 2 morti al giorno e questi dannati 5 crimini commessi. Dannazione. Ah, ci sono 10 celle su 10. Vediamo di aggiungere un'altra bella cella al nostro caro Alcatrax, perfetto. Eccoci qua direttamente nella nostra isola, appunto irraggiungibile, molto bene. Allora, vediamo cosa succede. Oh, guarda quante belle cose che ho comprato. Perfetto, i nostri cittadini sono abbastanza felici di vivere nella nostra città. Però, come mi ha detto qualcuno, come dire, la nostra città sarà soggetta ovviamente agli incendi in maniera concreta, quindi il nostro impianto antincendio sarà utile finché ovviamente lo possiamo ritenere tale in queste condizioni. Magari più avanti cercherò di utilizzare la nostra caserma dei pompieri grandi, però ancora vediamo di basarci sulle nostre possibilità. Allora, possiamo addirittura migliorare il nostro quartiere generale, eccolo qua che diventa un vero e proprio grattacielo, andremo proprio a scoprire le sue grandi possibilità. Abbiamo bisogno di 400.000 dollari per utilizzare la divisione di raffinazione. Allora, innanzitutto vediamo di capire cosa possiamo fare, cerchiamo di collocare una nuova zona appunto per l'estrazione, abbiamo 37.000 dollari disponibili, vediamo se possiamo andare da questa parte, utilizzeremo interamente questa zona. Oh mio Dio, i nostri cittadini hanno tirato, come dire, una brutta, come dire, si sono un po' arrabbiati, maledizione per le nostre dannate scelte, però era necessario far tutto questo. Allora, io credo che è arrivato il momento di acquistare un po' di energia dai nostri cari amici. Allora, da Independent City vediamo di comprare un po' di megawatt, perfetto. Io direi adesso di eliminare la nostra piccola centrale eolica, proprio da questa parte, perfetto, di aumentare la nostra capacità di produrre ovviamente petrolio, vediamo come sta andando per quanto riguarda l'energia, ancora siamo coperti, perfetto, voglio effettuare questa piccola modifica. Allora, vediamo di eliminare questa piccola strada. Ok, bene, mi sembra che ancora qui c'è del petrolio, giusto? Vediamo se è vero, andiamo nella nostra zona della produzione del petrolio, diamo un'occhiata. Allora, ancora qui c'è del petrolio, giusto? Bene, lasciamo un attimo aperta questa schermata. Utilizziamo la nostra sezione, come dire, della ferrovia, proprio da questa parte. Bene, vediamo di portarla proprio da questa parte. Andiamo. Bene, vediamo di condurla proprio verso questa zona. Anzi, vediamo di aggiungere anche un'altra bella parte da questa zona. Ok, attenzione.